Buongiorno, i titoli con le principali notizie. Palermo per il delitto dell'agente D'Agostino, la Cassazione ha annullato l'ergastolo al boss Madonia, sentenza contraddittoria, disposto un nuovo processo d'appello. Il ministro Urso favorevole alla riconversione green del petrolchimico di Priolo a Siracusa, rassicura anche i lavoratori del polo industriale. Palermo fuori pericolo, le 5 persone intossicate nell'incendio che ha distrutto attico e superattico di una palazzina di 3 piani nel centro storico. Chiusa per 3 mesi la principale strada d'accesso a Taormina, al via i lavori per mettere in sicurezza la via Garipoli dal rischio smottamento. I trentenni secondo i Sansoni, 2 fratelli palermitani all'esordio al cinema tra 3 case, 3 ragazzi, lo stesso obiettivo, vincere un concorso per un posto da impiegato. Calcio in Serie B, il Palermo sfida oggi la Salernitana per dare l'assalto ai play-off. In Serie C, derby da non perdere per Catania e Trapani, partita trasmessa in diretta in chiaro su Telecolor. Seconda vittoria consecutiva per il Messina che al Franco Scoglio ha battuto l'Altamura 3-1. Buongiorno e buona domenica. E dunque sentenza illogica e contraddittoria, così la Cassazione ha annullato la sentenza d'appello che ha condannato l'ergastolo per il boss di Resuttana Antonino Madonia, accusato dell'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino, ucciso il 5 agosto del 1989 assieme alla moglie Ida Castelduccio. Sotto accusa ci sono i collaboratori di giustizia accusati di essere troppo generici nelle loro dichiarazioni. La Corte lo definisce materiale frammentario e friabile, che ciò nonostante è stato ritenuto sufficiente per l'affermazione di responsabilità. Ora la Suprema Corte critica la Corte d'Appello di Palermo per la sentenza emessa e ha disposto un nuovo giudizio. La 2 giorni del ministro Urso, che ha toccato i 2 principali poli industriali siciliani a Siracusa per confermare rispetto agli impianti Versalis che l'ambiente e il lavoro possono andare a braccetto. Sentiamo Francesco Loi. Da Roma a Siracusa, dal Ministero delle Imprese alla sede di Confindustria. Il ministro assicura che la transizione green nel petrolchimico di Priolo non farà perdere posti di lavoro. Parola di Adolfo Urso. Il protocollo, che è stato sottoscritto da quasi tutti i sindacati ed è stato sottoscritto poi anche con un addendum dalla Regione Sicilia, prevede espressamente un investimento complessivo di oltre 2 miliardi di euro in quello che a mio avviso deve essere l'obiettivo, clima e lavoro. Per il titolare del Mimit, clima e lavoro devono essere 2 mondi che vanno a braccetto. 2 miliardi di euro che consentirà a Versalis di ridurre in maniera drastica le emissioni di CO2. Tutti gli ambientalisti dovrebbero sottoscrivere un documento di questo tipo. Ma nonostante ciò i lavoratori sono più che preoccupati, vedono un futuro incerto, anche se da più fronti arrivano rassicurazioni. Ministro Priolo, modello per l'Europa? Io penso che il polo industriale di Siracusa possa diventare un modello nella transizione ambientale in Europa. Massima attenzione anche sull'indotto e proprio su questo il 29 aprile ci sarà un altro tavolo ministeriale a Roma. Da Confindustria intanto arriva la massima soddisfazione. Sono tutti segnali fortemente positivi. Certamente la situazione è complessa, bisogna lavorare a testa bassa, ma le premesse ci sono. Adesso a Palermo, dove sono fuori pericolo le 5 persone intossicate nell'incendio che ha distrutto un superattico di una palazzina nel centro storico. Sentiamo Mario Viola. Sono fuori pericolo le 5 persone intossicate in un pauroso incendio che durante la scorsa notte ha distrutto attico e superattico di una palazzina antica di 3 piani nel centro storico di Palermo. Si tratta di un'intera famiglia, padre, madre e 3 bambini, sorpresi dal fuoco in casa in piena notte, ma tratti in salvo e ricoverati per intossicazione da fumo senza ustioni. Resteranno in osservazione in ospedale da 24 a 48 ore, ma non dovrebbero avere conseguenze da questa brutta avventura. Potranno rientrare in casa invece le altre 3 famiglie
famiglie abitanti ai piani inferiori della medesima palazzina dal piano terra al secondo piano. Niente da fare per l'appartamento dove il fuoco si è sviluppato, attico e superattico sono andati completamente distrutti nel rogo che ha bruciato per tutta la notte. L'allarme era scattato intorno alle 3:30 della notte scorsa e alle 3:35 sul posto c'erano già i vigili del fuoco, arrivati velocemente anche perché la caserma sorge poco lontano. Le fiamme si sono sviluppate in via Archimede 95 nella parte alta del quartiere storico di Borgo Vecchio, ma a poche centinaia di metri dalla centralissima via Libertà. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte per concludersi soltanto alle 7:40 del mattino successivo. Spento l'incendio sono stati avviati i sopralluoghi per valutare le condizioni generali dello stabile, durati buona parte della giornata. Precari Covid, il Consiglio di Stato dà il via libera alla stabilizzazione, dunque buone notizie per oltre un centinaio di lavoratori siciliani. Tonino De Mana. Hanno prestato servizio per anni e gestito l'emergenza coronavirus. Non si sono mai tirati indietro per poi ritrovarsi quasi alla porta, senza speranze e senza futuro. Ai precari Covid non è rimasto altro che rivolgersi alla magistratura per vedersi riconosciuto un sacrosanto diritto, visto che l'ASP di Catania li aveva esclusi dalla procedura per mancanza di requisiti. Per centinaia di lavoratori la buona notizia è arrivata da Roma ed esattamente dal Consiglio di Stato che ha dato il via libera alla stabilizzazione. Quindi sono stati fondamentali nella gestione dell'emergenza e oggi grazie a questa importante pronuncia possono essere ammessi alle procedure di stabilizzazione che stanno avviando le aziende sanitarie. Non era stato ritenuto valido il servizio prestato da loro ben più di 18 mesi, dei 18 mesi richiesti per partecipare alle procedure, solo perché erano stati reclutati tramite avviso di protezione civile. E per loro adesso, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, cosa succederà? Adesso in questa fase sono stati ammessi con riserva, in attesa ancora del giudizio di merito, a partecipare alle procedure selettive che l'ASP Catania nello specifico dovrà avviare a breve per la stabilizzazione di queste unità di personale. Per i prossimi 3 mesi chiusa la principale strada d'accesso a Taormina, la via Garipoli, una chiusura necessaria per rimuovere i pericoli di smottamento dovuti ai lavori del raddoppio ferroviario. Sentiamo Francesco Triolo. Per chi dovrà raggiungere Taormina saranno 3 mesi infernali, proprio in concomitanza con l'avvio della stagione estiva. Da oggi e per 109 giorni sarà chiusa la strada di accesso a nord della città, la via Garipoli, quella che si imbocca una volta usciti dallo svincolo dell'autostrada. Una chiusura resa necessaria per consentire la messa in sicurezza del costone prevista già nell'ambito della costruzione della nuova stazione ferroviaria della linea Giampilieri-Fiumefreddo, con la sistemazione del versante roccioso che sovrasta l'arteria tramite la rimozione di un ammasso roccioso che incombe. I disagi saranno non pochi per residenti, turisti e titolari delle attività economiche, ma l'intervento non è più rinviabile, anche perché già nell'autunno del 2021 si è verificato un distacco che aveva creato allarme. Adesso, dopo il monitoraggio del versante da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, la decisione di intervenire dopo la riunione operativa in prefettura, il Comune di Taormina ha disposto l'ordinanza ed un piano di viabilità alternativa, soprattutto per salvaguardare l'immagine e il sistema produttivo di Taormina e Castelmola. Ieri pomeriggio l'ordinanza del Comune ha disposto il passaggio del bypass Sant'Antonio in direzione Monte. I veicoli del trasporto pubblico locale transiteranno da via Pirandello fino al terminal bus, così come i pullman turistici che potranno arrivare ai parcheggi Porta Catania e Lumbi, con divieto di accesso al terminal bus di via Pirandello. I pullman di Gran Turismo, legati soprattutto all'attività crocieristica, dovranno invece fermarsi nel parcheggio privato della stazione ferroviaria di Taormina e nell'area di parcheggio di via Mario Arrigalle Toianni, e da qui i passeggeri potranno proseguire con minibus che svolgeranno un servizio di navetta per raggiungere la città. Una breve pausa e poi ci occuperemo delle vacanze di primavera. Con l'arrivo del mese di aprile ci si avvia verso le cosiddette vacanze di primavera. Sicilia, meta gettonata da turisti italiani e stranieri, e numeri già più che positivi per gli aeroporti come il Falcone Borsellino di Palermo. Sentiamo Marco Gullà.
Un italiano su 4 non si farà sfuggire i ponti di primavera per fare un viaggio. Lo faranno soprattutto i giovani, in particolare per andare in grandi città e approfittare della primavera. Aprile, che è alle porte, sarà anche il mese dei tanti ponti, da Pasqua al 1° maggio. E la Sicilia, manco a dirlo, è tra le mete più gettonate. Tantissime le prenotazioni già negli aeroporti dell'isola. A Falcone e Borsellino di Palermo, boom di turisti, soprattutto stranieri. Abbiamo notato anche un incremento dei rapporti internazionali. Noi abbiamo circa 100 connessioni, 96 per l'esattezza, molte di queste sono internazionali, il 30% dei nostri passeggeri sono internazionali. Questo è molto positivo perché significa che la Sicilia attrae anche dal punto di vista dei rapporti non solo italiani o europei ma anche esterni. Passi avanti anche per la destagionalizzazione in Sicilia. Più cose si fanno, festival, convegni, riunioni, e più evidentemente si attira. Mi permetterei di dire che questo significa anche migliorare le condizioni non solo di accoglienza in aeroporto, che sono già abbastanza positive, in qualche caso ottimali, ma le condizioni di accoglienza delle infrastrutture, dei servizi, degli alloggi, della vita comunque. La vacanza sarà nella maggior parte dei casi di 2-4 giorni, ancora più lunga per i giovanissimi. In Sicilia e anche da Palermo arriveranno molti turisti americani, francesi e tedeschi. I Sansoni ora anche al cinema col film E poi si vede, raccontano in modo divertente come è difficile essere giovani oggi. Desiree Ferlito. Ci sono i cappuccini! Cappuccino, sì! Cappuccino! Presentato al Cinema Metropolitan di Palermo il film esordio dei Sansoni. Fabrizio e Federico Sansone, fratelli nella vita e nel lavoro, attori e comici siciliani campioni del web, raccontano con una trama semplice quanto è difficile essere giovani. 3 case, 3 ragazzi, lo stesso obiettivo: vincere il concorso per un posto da impiegato nell'ufficio legale del comune. Federico, laureato in giurisprudenza, ma solo per compiacere il padre consigliere, spera in una sua raccomandazione che non arriverà mai. Tu sei figlio di Giuseppe Pagano e Giuseppe Pagano, da 20 anni consigliere comunale di Malvasia, non ha mai raccomandato nessuno. Detto questo, ci vediamo stasera. Fabrizio, avvocato sulla carta ma non praticante nella vita, tenta di superare l'ennesima prova statale, e Luca, interpretato da Giacomo Ciciriello, che da quando è nato ha avuto sempre la strada spianata. In 100 minuti i 2 protagonisti riescono a definire, scherzandoci su, e quando si scherza si dice sempre la verità, quale sia la dimensione sociale dei trentenni, età di mezzo sfilacciata e scombinata, svilita e sottovalutata. Noi abbiamo raccontato una storia italiana che è quanto è difficile essere giovani oggi e probabilmente vale anche poi per tutto il mondo, con differenze sul lavoro, col rapporto proprio anche con la società, la famiglia. In realtà la nostra generazione e quella dei nonni hanno una cosa in comune, che loro la pensione ce l'hanno bassa e noi non l'avremo mai, quindi proprio ci siamo ritrovati. C'è un punto di incontro. Nel cast del film, già nelle sale, insieme ai fratelli Sansone, moltissime stelle del cinema siciliano, come Lucia Sardo, Donatella Finocchiaro, Domenico Centamore, Paola Minaccioni ed Ester Pantano. C'entra a offendere ora, signora? No, signora, io sono la babysitter, noi non abbiamo figli. E soprattutto non abbiamo 17.000 euro. No. Signora, ci scusi, arrivederci. Ha cominciato lei però. Una breve pausa, poi ampia pagina di sport dedicata ovviamente agli impegni delle squadre siciliane. Siamo al calcio. Oggi pomeriggio alle 17:15 il Palermo alla Rechi contro la Salernitana. Dionisi perde Verre, Di Francesco dubbi a centrocampo e sulla tre quarti Marco Gullà. Alla Rechi il Palermo in 20 confronti ha vinto solamente 3 volte, una sorta di tabù, la sfida esterna con la Salernitana. Oggi pomeriggio alle 17:15 la formazione siciliana va a caccia della vittoria dopo 2 settimane decisamente turbolente, dal virtuale esonero di Dionisi alla riconferma per mancanza di alternative. Nel calcio non succede spesso, eppure l'allenatore rosanero è rimasto aggrappato come un naufrago ad una zattera nonostante le acque agitate. Rosanero che
che vogliono riagganciare la zona playoff. Andiamo alla partita. Le assenze di Verre per squalifica e di Di Francesco per infortunio costringono Dionisi a ridisegnare la formazione per una delle partite più delicate della stagione. Sulla sinistra ovviamente ci sarà Lund, Pierozzi sulla destra. Al posto di Verre potrebbe giocare Insigne, ma c'è anche la possibilità di poter vedere Ranocchia più avanzato rispetto alla sua posizione abituale. Brunori e Poyampalo proveranno a scardinare la retroguardia campana. Salernitana in crisi rischia la retrocessione diretta. Mancano 8 partite, quella di oggi è una gara fondamentale per entrambe le squadre. Rosanero ad un punto dalla zona playoff, il Bari che occupa l'ultimo posto utile giocherà alle 15 a Carrara. È già tempo di guardare anche i risultati delle dirette concorrenti. Derby Trapani-Catania con tanti spunti e importante posta in palio per le due formazioni. Toscano recupera Montalto in difesa, giocheranno Del Fabbro e Allegretto, diretta TV in chiaro sul Telecolor a partire dalle 14. Sentiamo Francesco Triolo. Da un lato la voglia di dare continuità, dall'altro è probabilmente l'ultima chiamata con vista playoff. Catania e Trapani si troveranno di fronte al provinciale con diretta in chiaro ed esclusiva su Telecolor a partire dalle 14 per un derby ad alto coefficiente di intensità. Due squadre che per motivi differenti vogliono vincere e poi si sa, nei derby si azzera tutto. È stato così per quello di Messina, lo sarà quello di Trapani. Il Catania vuole crescere e ha insistito parecchio su questa parola Mimmo Toscano nel presentare la partita. Per noi è una partita importante. Come lo stato col Messina, per dare continuità di prestazioni e di risultati, per crescere ulteriormente, per i nostri tifosi, ci dispiace non ci siano, perché è un'ingiustizia. Il Trapani qua è venuto con i propri tifosi, noi non possiamo portare i nostri tifosi, però lo faremo anche per loro, daremo qualcosa in più anche per loro. Crescere dal punto di vista mentale. Il tecnico rossazzurro recupera Montalto, oltre Betters, out Dal Monte, Guglielmotti, Inglese e Luperini. Del Fabbro giocherà al posto dello squalificato Di Gennaro, Allegretto tornerà a braccetto di sinistra, Quaini in mezzo con De Rossi che dovrebbe vincere il ballottaggio con Di Tacchio, mentre Lunetta agirà sulla tre quarti con Jimenez alle spalle di Montalto. Noi dobbiamo essere bravi a interpretare la partita in diversi modi, ad essere aggressivi, ultra offensivi, ad avere un blocco medio, avere un blocco basso quando la squadra avversaria concedi qualche metro in più, ma devi essere aggressivo in ogni zona del campo, a prescindere se siamo in un blocco basso, un blocco medio, un blocco alto. Devi essere determinante e cattivo e cinico soprattutto quando crei quelle situazioni come l'abbiamo create col Crotone da poter sbloccare le partite. Nel Trapani invece, dove nonostante le polemiche Torrente sarà in panchina, tridente d'attacco con Ciuferri, Piovanello e Anatriello. Successo 3-1 per il Messina al Franco Scoglio contro l'Altamura. In classifica i giallorossi raggiungono 19 punti. Sergio Colosi. Due notizie, le conferme e la ruota che gira. Messina Team Altamura 3-1 e per la squadra di Banchieri è la seconda vittoria consecutiva, prima volta di questa tormentata stagione. L'altra novità è che i giallorossi espugnano il Franco Scoglio dopo un solo punto conquistato negli ultimi 4 appuntamenti con 3 KO di fila. Il Messina parte forte al quinto Luciani dopo il contatto con Viola, lo rivede dagli 11 metri e segna col brivido, interrompendo un digiuno casalingo dei peloritani di 414 minuti. La conferma è Krapicas, imbattibile e fortunato. Il portiere lituano è decisivo sulle conclusioni di Dipinto, Ortisi e Franco. L'Altamura gioca bene e arriva con facilità dalle sue parti. Nel mezzo Pedicillo sbaglia un rigore in movimento, ma al 31esimo costruisce insieme a Crimi il raddoppio di Petrucci. La ruota gira perché il Messina non viene punito al primo errore, ma si salva sul palo di Ganfornina, che nel recupero guadagna un rigore calciato da Leonetti e respinto da Krapicas. Ancora un legno per i pugliesi con l'ex Rizzo. 7 occasioni per l'Altamura che va a riposo sotto di 2 gol e al primo minuto della ripresa incassa il terzo da Luciani, l'altra conferma di giornata che così va in doppia cifra. Nel finale squadre stanche e allungate. L'Altamura segna un meritato gol col mancino incrociato di Onofrietti, ma la vittoria è giallorossa. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e ancora buona domenica.